Bentrovati nuovamente con Focus TG, sempre in diretta su Rete Veneta. Adesso parliamo di furti di abitazione che non si fermano neanche col caldo, in particolare di un raid di furti a casoni di Mussolente in provincia di Vicenza. In un caso un residente si è trovato il ladro in camera da letto. Mi sono accorto che delle luci che viaggiavano di fronte qua al corridoio, la prima, poi la seconda sono venuti nella porta della camera e hanno girato la luce del cellulare e hanno preso il portafoglio e ho cominciato a gridare e là sono fuggiti. È ancora molto scosso Carlo Orso, che la notte tra sabato e domenica scorsi si è trovato un ladro in camera da letto mentre dormiva con la moglie. Quella di Orso è solo una delle abitazioni prese di mira dei malviventi in una notte che si può definire da incubo per i residenti di via Generale Giardino a Casoni di Mussolente, tra colpi riusciti e tentati nel giro di poche ore. Complici il buio totale e la temperatura elevata di questi giorni, che fa sì che la gente non chiuda del tutto le finestre, i malviventi hanno avuto gioco facile. In questo caso sono riusciti a introdursi in casa da una finestra al piano terra. La finestra è questa? Questa è la finestra, hanno messo due pezzi di moglietta, stendi biancheria, una qua e una di qua perché non venga giù. Hanno preso i secchi che c'erano dentro di indumenti sporchi, li hanno messi qua fuori, preso la sedia e sono saliti e entrati. E lei se li è trovati in camera? Io me lo sono trovato in camera. Avevano portato fuori le borse che c'erano nell'attaccapanni della moglie e messe là per terra, hanno tirato fuori e non hanno trovato niente e purtroppo sono venuti su. Quanta paura ha avuto? Abbastanza. Ho chiamato la polizia, è venuta su qua dopo 10 minuti, quarto d'ora è arrivata e poi ha fatto il giro, è stata qua fino alle 3, 3 e mezza. Quando alle 3 e mezza è tornata indietro, mi ha portato indietro il portafoglio con tutti che avevano ritrovato? Che avevano ritrovato qua a 500 metri più avanti. Dei soldi, fortunatamente solo 40 euro, non c'era più traccia, ma almeno i documenti e le carte bancarie sono state recuperate. Almeno 3 le persone che hanno agito, da quello che si può capire visionando le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza di alcune abitazioni della via dove sono passati i malviventi. Cosa servirebbe di più? Di più? I controlli passano qua perché li vedo spesso i vigili, i carabinieri passare, sì. Ma c'è poco da fare. Quando si sospende le luci della strada loro entrano in azione e basta. Intanto le immagini saranno fondamentali per le indagini avviate dalle forze dell'ordine. Ora ci spostiamo a Mestre, dove la banda del Rolex, la cosiddetta banda del Rolex, ha colpito ancora. Sono entrati in un negozio di orologi in Riviera 20 settembre, erano pronti a sradicare la cassaforte. Con l'auto in retromarcia usata come ariete hanno distrutto la vetrina del negozio di orologi di lusso Made for Time in Riviera 20 settembre a Mestre. Non è stato portato via nulla perché il negozio è in fase di restauro, quindi all'interno non c'era la merce. I malviventi però non se n'erano accorti ed erano pronti a sradicare la cassaforte, come già accaduto alla vicina orologeria di Via Poerio, svaligiata per centinaia di migliaia di euro lo scorso ottobre. Ho sporto denuncia, sono accorse le volanti di polizia, ha spiegato il titolare. Hanno colpito a vuoto in maniera violenta, continua, non hanno nulla da perdere. Chi lavora in zona però ha notato un miglioramento a livello di sicurezza. In questo periodo è migliorata in maniera esponenziale, non ci sono nessun atto di delinquenza, spacciatori sono spariti. Ci stiamo impegnando affinché la zona diventi una zona come era considerata una volta il salotto di Mestre. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto col comune, col comune che ci ha aiutato inviando parecchi vigili, parecchie forze dell'ordine, e la criminalità è praticamente sparita. È una zona vivibile, molto bella da passeggiare. E adesso parliamo di una storia che vi abbiamo già raccontato nei nostri telegiornali. Ci torniamo, la storia di Franco Pietrobon di Fonte, con casa e attività sequestrata dalla Guardia di Finanza, continua a vivere in automobile con il figlio. Oramai è un mese, la sua abitazione intanto è stata dichiarata inagibile. Sono ancora fuori. Nel 2022 ho chiesto la residenza. Ho chiesto una residenza e i vigili sono usciti, hanno controllato e mi hanno dato la residenza. Adesso dicono che la casa è inagibile. Non so cosa devo fare.
È più di un mese che il 76enne Franco Pietrobon e il figlio vivono in auto. Il 25 maggio la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro l'area in cui sorgono la sua casa e la sua azienda, un'attività di import ed export di parti di autoveicoli in via Castellana a Onea di Fonte. Da quel momento padre e figlio vivono in macchina parcheggiata a bordo strada in condizioni precarie, di certo non adatti alla salute di un uomo della sua età e rese ancora più difficili dal caldo estremo di questo periodo. A distanza di quasi 5 settimane il Comune ha dichiarato inagibile la sua abitazione. L'amministrazione ha messo a disposizione un alloggio provvisorio, ma né Franco né il figlio intendono trasferirsi. Il loro desiderio è uno solo: tornare a casa. Fino ad allora, dicono, continueranno a farle da guardiani. L'avvocato dopo il sequestro aveva chiesto il dissequestro della casa perché la casa non è sequestrata. E loro hanno risposto con l'ordinanza che è inagibile. Qui apriamo il conto solamente a chi parla italiano. Questa frase sarebbe stata pronunciata in uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. A denunciarlo un cittadino italiano originario del Brasile, Rodrigo Guisleri. Approfondimenti sono in corso da parte dei carabinieri. Lei ha detto che con queste parole, né? Qua in questi banca só apre conto per chi parla italiano. Una sola frase che però su Rodrigo e la moglie Camila pesa come un macigno. A pronunciarla, stando al loro racconto, l'addetta di uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene. L'episodio venerdì, quando i coniugi con la figlioletta di 5 anni si presentano alla filiale. La donna deve aprire un conto corrente per accreditare lo stipendio, una richiesta semplice ma che viene rimbalzata in malo modo. Come un preconceito mesmo. Tipo, sabe come che posso dire? Cambiato la forma di attendimento, come se una xenofobica che non piace un straniero. Eppure Rodrigo Guisleri, 40 anni e cittadino italiano come lo erano i suoi nonni prima di tentare l'avventura nel sud del Brasile. Mostra la carta d'identità e il passaporto italiani. Rodrigo racconta di avere già un conto in quella banca da quando è arrivato a Valdobbiadene qualche anno fa per lavorare come OS in casa di riposo. Qui lo ha seguito la moglie Camila, sposata 16 anni or sono, giunta a San Pietro di Barbozza da circa un mese con un contratto di lavoro già in mano, sempre come operatrice in RSA. Tutto questo però sembra non bastare. Quello allo sportello è un vero e proprio niet. Non sapevo che fare adesso, quella ora, sabe quando tu si senti a volontà di lasciare tutto e ritornare a Brasile. All'umiliazione segue però la volontà di farsi valere. Scattano diverse segnalazioni anche ai carabinieri di Valdobbiadene, che sentiranno Rodrigo nelle prossime ore. L'ombra è quella di una discriminazione, peraltro nei confronti di una donna sposata con cittadino italiano, un cortocircuito. Non è facile. Io non ho mai passato per questa situazione. Né qua, né in Brasile, né nessuno posto che sono andato. Per la mia moglie discriminazione totale. In provincia di Treviso partirà una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere con adesivi e cartoline che presto saranno visibili in tanti locali pubblici. L'ultima indagine Istat ci dice che sono circa 6.400.000 le donne in Italia che hanno subito una violenza nel corso della loro vita, quindi di fatto parliamo di una donna su 3. Parte da questo dato la campagna Siamo, promossa dal Comune di Treviso. E non si tratterà di un ciclo di incontri nelle scuole o tra adulti, ma ben più pratici, incisivi, adesivi e cartoline che saranno presenti nei luoghi più privati di spazi pubblici, come negozi, uffici, ma anche palazzi di giustizia e ospedali. Saranno posizionati nei bagni delle donne e nei bagni degli uomini, affinché questo abbiamo pensato che è uno spazio privilegiato, sicuro, privato, dove ognuno si può rispecchiare con quello che sa di essere. 3 gli adesivi al femminile, il primo e l'ultimo dedicato all'osservazione esterna, troveranno spazio sulle porte e sulle mura dei bagni, mentre quello più incisivo, sulla propria consapevolezza, verrà applicato sugli specchi dei bagni. Proprio perché il supporto dello specchio è significativo, cioè rispecchiarsi nelle proprie emozioni.
e trovare la forza di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Ma il progetto prevede adesivi anche per i bagni maschili, in questo caso per riaccendere una consapevolezza. Ma perché avete scelto proprio la frase "non ti riconosci più"? Questa frase è significativa perché molti uomini che hanno intrapreso i percorsi presso i CUAV, quindi i centri per uomini autori di violenza, dichiarano che le emozioni negative hanno preso il sopravvento, quindi rabbia e frustrazione hanno preso il sopravvento e sono stati poi canalizzati in azioni aggressive e violente. Slogan per riaccendere consapevolezza accanto a numeri per chiedere aiuto. Al femminile c'è il 1522 che è il numero nazionale anti-violenza e anti-stalking, attivo 24/24, gratuito e anonimo. Al maschile c'è appunto il numero del CUAV provinciale, in modo tale che anche per gli uomini ci sia la possibilità di un percorso professionale guidato. E ora passiamo alla politica. Roberto Vannacci ha scelto Vicenza per lanciare il progetto di futuro nazionale e guarda già alle prossime elezioni amministrative. Davanti a circa 400 sostenitori, il generale annuncia l'obiettivo: presentare un candidato sindaco nel 2028. E grazie per dedicare questa giornata a Mario Roggero, la cui vicenda è stata ricordata poco prima e che rappresenta un caso emblematico di quello che è la giustizia in Italia, come viene interpretata a causa di alcune leggi che non tutelano le persone oneste, in questo caso, non tutelano chi si alza la mattina per andare a lavorare, chi produce ricchezza, ma sembrano invece tutelare i criminali. Leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco del Teatro Comunale di Vicenza, davanti a oltre 400 persone, parla di sicurezza e spiega che Vicenza potrebbe essere uno dei laboratori politici del nuovo movimento. Sul palco anche l'ex parlamentare Alberto Filippi, organizzatore dell'incontro, e il giornalista Giuseppe Cruciani, oltre al consigliere regionale Gioe Formaggio. Vannacci ha annunciato l'intenzione di presentare una lista civica a un proprio candidato sindaco alle elezioni comunali di Vicenza del 2028. Ma l'emergenza sicurezza è stata il perno del suo ragionamento. Tant'è vero che proprio nel capitolo della legittima difesa noi estendavamo in questa proposta ai luoghi viciniori, il domicilio o il luogo di abituale lavoro, la possibilità che una persona potesse difendersi senza che fosse considerato colpevole, proprio prendendo in considerazione quello che è successo a Roggero. E lo so, abbiamo scaturito un sacco di critiche, ma come? State legalizzando l'omicidio, state legalizzando la vendetta, ma non è così. Non è assolutamente così e non ve lo dice un giurista, io non voglio fare il giurista e non è vero che c'è bisogno di un giurista per modificare le leggi, sicuramente c'è bisogno del tecnico, ma come politico vi dico che invece c'è bisogno di un politico che porti avanti un principio, ovvero che se tu mi vieni ad aggredire io ho il sacrosanto diritto di difendermi in tutti i modi possibili. È stata una giornata bollente sul fronte politico, quella che ha visto a Vicenza Roberto Vannacci al Teatro Comunale. Fuori si sono svolte delle contestazioni, ci sono anche state scritte che hanno imbrattato i muri del Teatro Comunale. Sentiamo il commento del sindaco di Vicenza Possamai, che ha ribadito tutte le idee vanno portate sul confronto democratico. La cosa più importante che va sottolineata è che tutte le manifestazioni ieri sono state di carattere pacifico. Vannacci è quanto di più distante esista dal nostro pensiero, dalla nostra proposta politica, amministrativa. Se penso alle cose che ha detto ad esempio sulle persone con disabilità, dicendo che ci vorrebbero delle classi separate rispetto alle altre studentesse e studenti, ma anche alle cose razziste, xenofobe, misogine che ha detto in varie occasioni. Ma in democrazia, nel confronto democratico, le idee devono essere battute con le idee. Mi viene in mente una cosa detta da Vittorio Foa dopo la seconda guerra mondiale, che rivolgendosi a un missino disse: se aveste vinto voi sarei in prigione, invece siamo qui insieme e ciascuno può esprimersi liberamente. Ecco, da questo punto di vista tutte le idee, anche quelle più lontane, più antidemocratiche, vanno sconfitte all'interno del confronto politico. Quindi le scritte non servono a nulla, certo non indeboliscono il pensiero di Vannacci, anzi rischiano di dargli
inutilmente risalto, tutto va portato sul fronte del confronto democratico. E dopo Vicenza, Roberto Vannacci è atteso a Spresiano, per quello che riguarda naturalmente la sua attività in Veneto, per una cena con degli imprenditori. Ma Vannacci non sostiene le nostre azioni su imprese e famiglia, ha attaccato il senatore meloniano Luca De Carlo, che comunque sembra non escludere in futuro possibili alleanze. Vannacci in questo momento non sostiene un governo che ha fatto politiche per le famiglie, per le imprese, per le aziende e per gli italiani. Dopodiché ognuno trarrà le sue valutazioni, immagino, e come conosco gli imprenditori, che siano molto più pragmatici di chi pensa che loro si fermino ad uno slogan. Parla di imprenditori il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria al Senato, perché è proprio agli imprenditori che Roberto Vannacci si rivolgerà giovedì sera a Spresiano, dopo il fine settimana che ha visto protagonista il generale non senza tensioni e polemiche a Vicenza. Se nel capoluogo berico si è parlato per lo più di sicurezza, nella Marca al centro ci sarà l'impresa. Gli imprenditori sono sicuro che gli chiederanno perché il generale non sostiene, o meglio non vota di fiducia a questo governo, che significa voler mandare a casa questo governo, che è il governo che sostanzialmente ha creato in poco più di 3 anni 1.200.000 posti di lavoro, per la maggior parte a tempo indeterminato, che ha portato l'occupazione al record. Resta il fatto che la variabile Vannacci pende come una spada di Damocle sul centrodestra, se Salvini sembra al momento chiudere ad un'eventuale alleanza più possibilista il partito della Premier. In questo momento, De Carlo, Vannacci è più un vostro avversario o un possibile alleato? Guardi, in questo momento... In vista delle politiche chiaramente del 2027. Guardi, Vannacci in questo momento ha entrambe le cose. In prospettiva chi vivrà vedrà, questo non lo sappiamo. Intanto la tappa di Spresiano con il generale che sarà salutato anche dal sindaco Marco Della Pietra, che ha lasciato Fratelli d'Italia poche settimane fa e che fino a oggi ha sempre smentito la volontà di aderire a Futuro Nazionale. Coincidenza fatale, la definisce De Carlo. È stato un addio che ha deluso me per le modalità e anche per il rapporto umano, ma ripeto, io so scindere benissimo le questioni. Marco Della Pietra ha fatto una scelta, l'ha fatta in un momento particolare e evidentemente i suoi interessi non collimavano con quelli del partito e quindi se n'è andato. Ci vediamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. È una corsa contro il tempo per migliaia di imprese venete. Entro la fine del mese dovranno versare all'erario 3 miliardi e mezzo di euro. Una scadenza pesantissima che si inserisce in un quadro di forte evasione fiscale che continua a pesare sui conti pubblici. L'analisi della CGIA di Mestre. È una scadenza che pesa come poche altre, quella del 30 giugno per il sistema produttivo veneto. Le imprese dovranno versare circa 3 miliardi e mezzo di euro tra IRES, IRAP e IRPEF, un esborso che arriva in una fase già segnata da difficoltà per molte realtà economiche. Non è escluso che una parte dei contribuenti scelga di posticipare il pagamento al 30 luglio, come previsto dalla normativa, pur con un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Un segnale di come giugno si confermi ogni anno uno dei mesi più complessi sul fronte fiscale, come sottolinea anche l'ufficio studi della CGIA di Mestre. Intanto resta alto anche il nodo dell'evasione. Secondo le stime del Ministero dell'Economia, in Veneto il mancato gettito supera gli 8 miliardi di euro l'anno, all'interno di un fenomeno che a livello nazionale supera i 100 miliardi. Una cifra importante, anche se la propensione della nostra regione, ovvero l'incidenza del mancato gettito su quello incassato, è tra le più basse del paese. Negli ultimi anni però il recupero da parte del fisco è cresciuto fino a raggiungere livelli record, grazie soprattutto all'incrocio delle banche dati e alla digitalizzazione dei controlli. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae all'erario decine e decine di miliardi di euro all'anno e che, come ha più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società fiscalmente infedeli che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie trasferendoli all'estero.
A Treviso è stato presentato un nuovo software che fornirà risposte ad enti e imprese utilizzando gran parte delle intelligenze artificiali attive sul web. Un'opportunità che si tradurrà, è stato detto, in un miglior servizio ai cittadini e nel caso delle aziende sanitarie anche ai pazienti. Noi andiamo a interrogare più intelligenze artificiali e più volte, andiamo a creare migliaia, se non decine di migliaia di conversazioni alla volta. L'obiettivo è quello di vedere che cosa sanno queste intelligenze artificiali. Si sta sviluppando a Treviso la nuova frontiera delle intelligenze artificiali. Declinazione al plurale perché l'idea è di utilizzare più piattaforme per la stessa richiesta. Abbiamo sviluppato questo metodo che è l'unico sul mercato e parte dalla ricerca con le persone in carne ed ossa che vengono qui nei nostri laboratori e analizziamo il loro comportamento davanti a queste nuove piattaforme basate su intelligenza artificiale. Dopodiché da questa esperienza che abbiamo fatto, che faremo con questi utenti, prenderemo le loro domande, parti delle loro conversazioni e le daremo in pasto tramite il software che abbiamo sviluppato a diverse intelligenze artificiali per vedere le loro risposte. Perché per un fatto ogni intelligenza artificiale ha la sua risposta. Interpellate più intelligenze artificiali per avere una risposta il più possibile veritiera. Sì, esatto. Infatti le intelligenze artificiali hanno questo grande cervello elettronico che non è uguale l'uno con l'altro e ovviamente ogni intelligenza artificiale può avere delle sfumature diverse, e non solo sfumature, ma anche dare un'interpretazione di un brand, di un servizio completamente diverso l'uno dall'altro. Risposte che cambiano anche se richieste più volte allo stesso interlocutore virtuale. L'obiettivo è quello di verificare come le intelligenze artificiali, le diverse intelligenze artificiali, perché ce ne sono molte sul mercato, interpretano le aziende, interpretano i loro prodotti e che tipo di risposte danno agli utenti finali. Che possono essere clienti nel caso di imprese private, ma anche di cittadini e pazienti se enti pubblici oppure le USL. Abbiamo anche l'ULS 2 col quale collaboriamo da tantissimi anni, abbiamo loro che sicuramente avranno cura, avranno interesse soprattutto di questi aspetti del cittadino, come sceglie il cittadino soprattutto in un momento in cui appunto le esperienze nella sanità a volte diventano un po' critiche. Le risposte che daranno a un certo punto questi strumenti che sono appunto gli LLM, quindi tutte le intelligenze artificiali, miglioreranno la loro qualità, la loro precisione, proprio perché andranno a pescare anche dai commenti e dalle recensioni che fanno i cittadini quando scrivono, quando vivono un'esperienza all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'azienda privata, e quindi la qualità sarà sempre migliore. E a proposito di sanità, partono i lavori di demolizione del vecchio ospedale di Asiago. Al via la demolizione del vecchio ospedale di Asiago, ormai inutilizzato dal 2020, anno in cui è entrata in funzione la nuova struttura. I lavori dureranno circa 240 giorni per un investimento complessivo di 1.700.000 euro e trasformeranno l'area in uno spazio verde. Il cantiere non avrà ripercussioni sulle attività rivolte ai pazienti, l'accesso all'ospedale sarà sempre garantito e i percorsi pedonali e carrabili sono stati riorganizzati e indicati appositamente per evitare interferenze. Per ridurre al minimo l'impatto dell'intervento, la demolizione dell'edificio di circa 40.000 metri cubi sarà effettuata con pinze idrauliche e sistemi innovativi di acqua nebulizzata per abbattere le polveri che verranno continuamente monitorate. Anche l'inquinamento acustico sarà contenuto grazie all'impiego di macchinari silenziati e barriere fonoassorbenti. In un secondo momento verrà poi realizzato un percorso coperto di collegamento tra il nuovo ospedale e i locali dell'ex pronto soccorso, un ulteriore tassello di un più ampio piano di riqualificazione che ha già visto la ristrutturazione dell'attuale pronto soccorso e la ricollocazione di attività ambulatoriali e del centro di salute mentale in spazi rinnovati. E sul piano Mar, che cambierà il volto di una parte di Bassano del Grappa, l'assessore Zonta replica l'ex sindaco Poletto. Il confronto con RFI è all'epilogo. Dopo 20 anni la costruzione della nuova strada non è più una chimera.
Le fideiussioni saranno depositate dal privato tra l'adozione e l'approvazione in giunta. L'ingegnere Andrea Zonta, assessore all'urbanistica, replica all'ex sindaco Riccardo Poletto sulla realizzazione del cosiddetto piano MAR, di cui si discute da 20 anni e che dovrebbe cambiare volto a una parte della città di Bassano. I tempi ultimamente abbiamo pressato molto il privato, ci sono anche però dei tempi tecnici, tra i quali l'approvazione della strada che va lungo la sede ferroviaria, che ha bisogno di un'autorizzazione da parte di RFI. La prima versione, che è ancora quella del 2013, non era corretta perché andava ad interferire con gli assi di rispetto della ferrovia. L'abbiamo spostata, il progettista ci ha lavorato, abbiamo fatto degli incontri anche noi come amministrazione assieme al progettista e siamo arrivati finalmente a una soluzione che dovrebbe essere approvata nel giro del mese di luglio. Uno dei problemi è sempre stato il confronto con RFI per la costruzione di una importante nuova strada. I incontri con RFI sono venuti un primo a febbraio e un secondo ai primi di maggio. Perciò la questione adesso sta andando in maniera spedita. Sì, adesso sta andando in maniera spedita e soprattutto in maniera che eviti, ecco, quello che abbiamo fatto, ma non è una questione di timidezza, è una questione che bisogna essere accorti, perché quando ci sono di mezzo gli avvocati poi non si sa mai come va a finire. Abbiamo preferito la linea per trovare un accordo che che vada senza dover ricorrere ad altri mezzi della magistratura che poi avrebbero portato i tempi a una lunghezza indefinita. Noi stiamo chiedendo tutto quello che ci deve al privato, ma con una linea, se volete, non di scontro, ma di confronto. Dall'adozione del 2013 sono passati ormai 13 anni, più di qualche amministrazione. Questa sta giungendo a un risultato e credo che questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Ma queste fideiussioni da 4 milioni vedono un comune timido nel confronto con i privati? Vi direi di no, soprattutto in questi ultimi anni. E un altro progetto per combattere il caldo, anche quello che si sta portando avanti a San Donà di Piave, dove si punta sulla depavimentazione, vale a dire più verde e meno asfalto, per una città che resista al cambiamento climatico. Fenomeni di caldo intenso e con giornate torride non sono più un'emergenza ambientale nelle nostre città, ma sono una realtà quotidiana che ci troviamo a dover affrontare da qui ai prossimi anni. Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Donà di Piave la mozione presentata dall'opposizione sulla depavimentazione e la naturalizzazione cittadina. Questo significa ridurre le superfici asfaltate e aumentare gli spazi verdi per migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Mappare tutte quelle che sono le aree cementificate in eccesso e rimuovere progressivamente superfici che sono dure e calde per lasciare la terra respirare, e successivamente inoltre sarà possibile pianificare, riqualificare o progettare delle aree e degli spazi pubblici che siano pensate innanzitutto con superfici drenanti che possano dare ombra alla popolazione, rispondendo anche a quello che potrà essere un successivo piano del fresco. Uno degli interventi più significativi è già previsto nella zona industriale di via Kennedy. Il piano prevede la riqualificazione della viabilità con la realizzazione di isole verdi, una pista ciclopedonale, postazioni per la ricarica di veicoli elettrici, nuovi parcheggi per persone con disabilità e un miglioramento dell'illuminazione pubblica. Una strategia che, sottolinea il consigliere, non richiede necessariamente grandi investimenti economici, ma può essere attuata progressivamente attraverso interventi mirati e sostenibili nel tempo, con l'obiettivo di costruire una città più verde, resiliente e capace di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni. Ultimo aggiornamento sul meteo, perché questo pomeriggio e stasera sul Veneto si verificheranno condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, possibili ma più locali sulla pianura, specie occidentale. Sarà contenuta la possibilità di fenomeni localmente intensi. Mercoledì poi i temporali interesseranno maggiormente anche la pianura, specie dal pomeriggio, con probabilità media di fenomeni intensi.
Con questo per ora da Focus TG è tutto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, quindi il telegiornale di Vicenza, e poi stasera dalle 21:15, le 9:15 circa, con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.